She said she's closer to the truth, realized, televised, ideology abused. Sabato 21 aprile, 350 giovani atleti, in rappresentanza di 18 scuole medie della provincia di Padova, hanno partecipato alla festa provinciale dell'1-2-3 volley. Presso le palestre Ilaria Alpi e Romero di Limena, la FIPAV di Padova ha allestito 14 campi, dove ben 60 squadre hanno giocato dalle 9 a mezzogiorno. Arbitrate da compagni della stessa età, le scuole, suddivise in gironi, si sono sfidate a mini volley per l'intera mattinata. Una vera e propria festa, senza vincitori né vinti, dove ogni squadra ha potuto giocare almeno 6 partite. Sì, ci è piaciuta perché... Molto! È stato divertente! Sì, perché abbiamo giocato in squadra, ci siamo molto divertiti. E abbiamo vinto! E abbiamo vinto. E poi abbiamo... per molti motivi, perché ci piace anche la pallavolo. Un'ottima organizzazione ha permesso di reclutare un gran numero di partecipanti. Diciamo che la giornata è finita in gloria come ci aspettavamo. Però queste cose quando succedono in positivo vanno proprio bene. È una giornata che è stata preparata a lungo, fin da settembre, contattando le scuole, chiedendo le iscrizioni, controllando l'andamento delle stesse, ovviando a qualche problema che la scuola poteva avere a livello di organizzazione locale. Diciamo che quello che ci interessa è che nelle scuole altre piccole feste come questa di oggi sono state fatte localmente, in maniera da toccare un po' tutte le persone, tutti i ragazzi e le ragazze della scuola media, come manifestazione che è collegata alla prima media. Noi come federazione poi nel tempo seguiamo questa organizzazione e stabiliamo insieme con l'ufficio scolastico provinciale la giornata nella quale facciamo la festa finale, perché questa è una festa, non è una finale di torneo, e in questa festa riversiamo tutte le nostre forze organizzative. Come è stato già detto, penso, ci sono ben 18 scuole, 350 ragazzi che naturalmente è un volume consistente da gestire, però con la collaborazione dei colleghi, questo lo voglio dire 2 volte, con la collaborazione dei colleghi anche durante la giornata di oggi si riesce a avere una festa ben organizzata. I ragazzi hanno giocato e le ragazze hanno giocato da 5 a 6 partite, si sono confrontati con scuole diverse, con parti della provincia diverse, si sono conosciuti con persone nuove, quindi questa è una cosa che considero molto positiva. Come federazione siamo senz'altro soddisfatti e diciamo che manteniamo dei numeri passati nonostante la crisi esistente tutt'oggi, per cui ci sono scuole che hanno fatto i salti mortali, per esempio per garantire il trasporto. Una volta erano i comuni e adesso magari qualche comune si è tirato indietro e questo naturalmente porta delle difficoltà, ma i nostri colleghi con la nostra collaborazione sono riusciti a superarle. Io direi che questa è una grandissima manifestazione che la Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale vuole ed è giusto che porti avanti, perché è la forma giusta per entrare nel mondo della scuola. L'1-2-3 volley e l'1-2-3-4 volley sono l'attività che deve essere assolutamente fatta nella scuola, perché insegna i valori educativi dello sport ai ragazzi senza mettere il risultato come fattore principale, e credo che la scuola, per l'aspetto educativo che rappresenta, debba perseguire queste finalità. Quindi un merito va alla FIPAV, un merito va agli organizzatori e mi permetto di mettere primo di tutti il professor Paolo Garbin, che è il vero promotore, il vero motore di questa iniziativa. E non dimentichiamoci del presidente della FIPA provinciale Stefano Camporese, che è grazie anche alla sua spinta e al suo interesse per questa attività che ci permette di andare avanti. Un ringraziamento va anche agli insegnanti che, sensibili allo sport dei ragazzi, hanno saputo superare molti ostacoli operativi. Alla fine per tutti una maglietta e un gadget ricordo. Abbiamo uno sponsor tecnico che è Mikasa, come si vede, e che ci ha dato la disponibilità di palloni e altre gadget per poter far sì che queste manifestazioni possano essere svolte. Poi abbiamo avuto anche uno sponsor tecnico che è sempre Pittarello, che ci fornisce le t-shirt, e quindi è lui presente anche lui da anni a questa manifestazione, ci sa sempre una mano, insomma. Ragazzi, tutti pronti per giocare ancora insieme il prossimo anno?